Assessore Panizzutti, qui allo Shopping Center di Conegliano è stato da poco inaugurato lo spazio destinazione. Può spiegare di che cosa si tratta e che modalità di accesso prevede? Sì, allora questo è un progetto ministeriale che ha portato nei 28 comuni dell'ambito 3 milioni di euro spendibili in 3 anni. È un progetto a grande respiro che ovviamente è rivolto alle politiche giovanili ed è un progetto che prevede la costituzione di uno spazio multifunzionale, viene proprio chiamato dal bando un centro polifunzionale, a disposizione naturalmente di tutta l'area dell'ambito, cioè a disposizione di tutti i 28 comuni, dove vengono tramite l'organizzazione di tutta una serie di eventi collegati ai bisogni delle politiche giovanili e vengono svolti dei laboratori, vengono svolti delle sessioni di musica e tutta una serie di altre attività controllate e diciamo, circoscritte in questo spazio in modo che sia uno spazio sicuro e fruibile dai nostri ragazzi in piena sicurezza. Questo progetto è un progetto che nella regione Veneto ne sono stati finanziati solamente 4, noi siamo uno dei 4 progetti e quindi di questo è un grandissimo onore. E devo dire che il fatto di essere riusciti ad intercettare un progetto così importante con queste cifre deriva sicuramente dalla capacità che l'area coneglianese, cioè l'area dei 28 comuni dell'ambito, ha ormai da moltissimo tempo di lavorare in sinergia. È infatti proprio merito di questo lavoro in sinergia che qui nel Coneglianese avviene ormai da moltissimi anni e siamo riusciti ad ottenere questo risultato, perché lavorando in sinergia ovviamente vengono ottimizzate le risorse, anche le risorse che ci servono per presentare progetti di questa caratura. Quindi uno spazio per i giovani, più o meno che fascia d'età si rivolge questo servizio e chi vuole accedere deve contattare il progetto giovani? Sì, allora questi spazi sono aperti a tutti, ovviamente il progetto ha un certo range che va dai 14 ai 29 anni, però questo spazio è lo spazio che va a sostituire la vecchia sala prove che era vicino alla stazione dei treni e non c'è un'età entro la quale bisogna accedere. Ci possono accedervi tutti, ovviamente c'è una certa precedenza ai gruppi giovani, ma a qualsiasi età, qualsiasi gruppo di qualsiasi età può accedere tramite la richiesta fatta al progetto giovani per poter usufruire di questi locali, in particolar modo di questa sala prove, perché poi il progetto prevede 3 punti chiave nel centro polifunzionale, gli altri 2 sono a disposizione del target individuato dal progetto, mentre questa sala prove, oltre ad essere a disposizione al target individuato dal progetto, è a disposizione anche di tutti i cittadini che ne vogliono usufruire, ovviamente previa richiesta al progetto.